Eccoci partiti per la nuova avventura. Stiamo andando in direzione Stings. No, come si chiama? Cantante. Com'è? Porca, adesso Zingst. Sul Mar Baltico, praticamente siamo Vicino nella a Rostock. Germania dell'Est. Che balla così tanto. Germania dell'Est, sul Mar Baltico appunto. Niente, adesso sta guidando Raffaella e Si quindi vede. c'ho un attimo di tensione. Ma no, raga, cioè quando passo i camion sento tutto il camper che balla a destra e a sinistra, uè. Vabbè, piano piano arriveremo. No, piano piano, sto andando ai 110 qua. Però se ci girano le pale qua. Mamma mia, c'è una marea. Fantastico. Viva l'energia pulita. Ma infatti si sente un po' più di vento qua. Probabilmente Madonna. sono le pale che. Sono i ventilatori qua. Ma quante ce ne sono? Eccolo là, Guidone, che guida ancora, molto felice di aver fatto misura de coda, eccola là, per un restringimento qua nei pressi di Berlino. Tra l'altro questa è una zona piena di fiumi e laghi e quindi non ci sono strade alternative, quindi questi lavori sull'autostrada che causano una coda bestiale, perché già l'autostrada è solo 2 corsie, ma qui bestialmente diventa una e con un traffico veramente allucinante. Adesso dovremo passare un fiume e infatti ci abbiamo cercato anche delle strade alternative, ma essendoci tutta quest'acqua qua in giro non ci sono ponti, non c'è niente, c'è una cittadina però fatta quella, poi devi tornare di nuovo qua per poter andare per dove dobbiamo andare, ovvero a nord. Quindi dovremo arrivare a Zingst entro stasera, spero. Siamo partiti alle 7 di mattina, ora sono le 12:35. Vabbè, Berlino l'abbiamo raggiunta praticamente. Guarda bella la Barchetin. Eh sì, qui c'è tutta un'area di laghi. Che bello! Molto bello. Adesso faccio vedere anche Ne questa valsa la parte. pena fare 800 ore. È bella questa Guarda, zona. guarda. Infatti Perché? sì, Per mezzo al mare. c'è veramente tanto traffico, però l'idea è appunto di andare su al nord e riposare un pochino anche, cioè di goderci un po' il Mar Baltico, che a noi piace molto, e niente. Abbiamo finita la coda, non ci credo, finita la coda, vai Guido, madò, amigos, guardate che belle stradine che ci sono qua. Stiamo andando a Zingst, siamo quasi sul Baltico e vabbè, il tempo come sempre schifezza immonda, però dovrebbe migliorare. Oggi è stata una bellissima giornata in realtà, però no, era bello, dai, c'era qualche nuvola ma c'era il sole, però guardate come è cambiato il panorama rispetto a dove eravamo stamattina e ieri a Norimberga, è veramente completamente diverso. E oltre tutti questi campi di cereali, presumo, c'è il mare, e mi ricordo questa stessa emozione quando siamo andati a Boltenhagen. C'era questa stradina e tutta campagna così, e poi a una certa ti trovi proprio sul mare, per cui fra poco ci siamo, dai, vi avvisiamo fra un pochettino, vi facciamo vedere l'arrivo al mare. Siamo un po' stravolti perché tipo sono le 4 e dalle 7 di stamattina che siamo in viaggio, e
dato un po' il cambio alla guida Guido, ma insomma per poco, per cui se l'è quasi sgaloppata proprio tutta lui. Abbiamo fatto una pausa a pranzo velocissima, però niente, abbiamo deciso di tirar su fino qua, vediamo se gliela famo. Comunque questi sono bellissimi. Ora siamo più o meno qua e stiamo andando verso Barth e poi da Barth andremo verso Zingst, ma se notate tutto questo è un'area che è un parco nazionale protetto, è un'area protetta, ed è anche questo Bodden, ho cercato sul dizionario, vuol dire laguna, quindi queste acque sono acque salmastre, e quindi Zingst mi affascinava perché sta in questa striscia di terra tra il mare, che è appunto l'Ostsee, il Mar Baltico, e queste lagune, quindi è particolare. In questa strettissima striscia di terra passa la strada, ma sia a destra che a sinistra abbiamo l'acqua della laguna del Bodden, e dritto a noi c'è il mare. È un posto veramente particolarissimo. Non so se si vede com'è. Poi siamo a Venezia, sembra di stare a Venezia. Che posto! E mi sa che questo ponte tira su e tira giù, le sbarre a seconda di se vuol farci passare o no. Questo ponte si smonta. Ecco, adesso sempre proseguendo dritti arriviamo al famoso Ostsee. Abbiamo visto delle case bellissime costruite con materiali naturali, anche nuove, in costruzione col tetto di paglia. Mamma mia, che bellezza! E ormai siamo a Zingst, ho letto Der Tra Zingst. 200 metri, svoltare a destra in campa 25. Noi siamo quasi all'area camper anche, quindi ci vediamo fra poco. E vi faccio vedere l'entrata eccolo qua, sta entrando anche questo camper della nostra area camper, che è annessa a una scuola di surf, e c'è anche questo ciringhito che suona musica dal vivo oggi, molto carino. E attraversata la strada, subito qua c'è una ciclabile che attraversi e c'è subito il mare. C'è un altro barettino qua, guarda, il chioschetto, è un po' infognato, povero, perché ha piovuto. La spiaggia è già qua. La spiaggia è qua. Domani mattina, se vogliamo venire giù in spiaggia, dobbiamo pagare comunque la tassa di soggiorno. Ma sempre loro? Sì, a loro mi danno bigliettino. Ha detto che adesso, dopo, essendo che sono passate le 15, siamo arrivati oltre le 15, non è necessario. Lo vedete laggiù? Lo Zee. Vedo anche una pala dall'altra parte. Ma sono in mezzo al mare o sono in Danimarca già? Perché la Danimarca è qua davanti? Non penso così vicina. Bellissimo. Cosa dici, Guido? Wie in Italien. Di Selbe? Wie Italien. Italien, ja. Habe ich am Schild. Ja, danke schön. Wiedersehen. È il mio tedesco, ovviamente spaziale. Cioè? Niente, metti sottotitoli. Che se siamo italiani. Vedete come in Italia. Voi siete degli italiani? Sì, ha detto che ha visto se ho capito bene, la targa. O forse ci siamo già spiati. La KGB. No, guarda i Baywatch. Baywatch. Che mezzo che hanno, carino. Ed eccoci qua, amore.
Allora, come la vedi? Ma bella, dai. Molto Sì, sì, bella. è la spiaggia classica del Mar Baltico. Mm. Non ci sono... Ah, forse là in fondo. Le casettine le sono là, mi casettine. sa, sì. Perché qua mi sa che è quella della scuola surf. Sì, Fanno surf qua. sì. In effetti la parte più centrale è là. Voi vedete proprio quel molo grande più avanti. Si faccia una passeggiata. Poi domani prendiamo giù le bici Stasera e ho andiamo in esplorazione, andiamo a vederlo sto mare da vicino. Che abbiamo fatto quanti chilometri? Più di 600 chilometri oggi per vedere il mare. E guardate che belle conchiglie piccoline, il colore della sabbia. Eccolo qua, questo qui è il famoso Mar Baltico. Bella, pulita qua. Sì. Ciao amore, ti prendi? Porca. Cosa hai detto? È calda? Pensavo peggio. Sì? Ma visto che ha piovuto anche prima. Sì, non è stato bello il tempo neanche qua in realtà. La famosa gondola sommergibile, una gondola che si immerge. Io non so da dove abbiano preso il nome gondola perché io non vedo, cioè vedo tutto tranne che una gondola. Gondola. No, no, gondola c'è scritto. Gondola somiglierebbe già di più. E comunque questo è il pontilone. Una medusa, sì. Guarda. Oh! Ancora. E niente. Ma vabbè, adesso andiamo a vedere com'è questa storia. Comunque in teoria poi, credo pagando un biglietto, salire su questa gondola, chiamiamola come la chiamano loro, e poi questo si immerge nel mare e ti fa vedere tutta la vita sottomarina, per cui è un sommergibile veramente. Sembrava più fresco No, dai. in area camper quando sono scesa, poi tutti con le giacche, tutti bardati. Beh, in effetti se va via il sole caldo non fa, però c'è gente che fa il bagno, e queste qui sono le casette, cioè sono i loro ombrelloni con sdraio praticamente. Sono casette. Sì, qua non ci sono ombrelloni per il vento. No, e ti riparano dal vento, e in più sono anche reclinabili. Adesso nessuno ce l'ha reclinabile, sì, un po' quella lì, ok, più avanti, e le puoi anche un po' stendere, per cui, e hanno anche i poggiapiedi, per cui sono comodissime, credo. Non le ho mai provate. No, mi sono seduta su una volta a Boltenhagen.
Eccolo, il più bello di tutti i tedeschi. Qui c'è un ristorante, how much? Bel po'. Pasta in qualche modo. Beh, l'aperitivo, quello che 20. interessa più a noi. Ma no. Martini bianco. Ma non c'è lo 8 spritz. euro. Campari. Campari soda. Oh. Non c'è. No, lo splish non c'è. Però ascolta, abbiamo 2 bottiglie di prosecco, caro il mio bello. Qui c'è invece una gelateria. Credo che qui siamo proprio al centro, centrissimo, perché adesso ci dovrebbe essere quel, ecco qui, lo sportino al vetro. Mamma, quanta gente a bere, le crepe lì invece fanno, bistrò. Andiamo sul ponte. Sì. Ah, aspetta, il Vaxene, Kinderbis, ma penso per quello lì. Vabbè sì, non puoi andare. Der Ostier. Bello che c'è tutto scritto anche in inglese, in italiano, in francese, uno capisce tutto, no? Contatto. Vabbè, Si comunque capisce. vedete che è Tauch Gondel si chiama. Capito Guido? Tauch Gondel, la gondola, Tauch penso che sia, boh, sommergibile, una roba così. Ma quanta gente! No, ma qui c'è la partita. Ma è la Germania già che gioca oggi? Può essere. E quindi sono qui tutti a guardare e a bere. Che bello! Bello guardare, bello bere. Piove là? Proprio giù, va giù tanto, e ho visto delle persone dentro e sono già sotto perché non le vedo più. Che storia! Che caso! Costa 12 euro e per i bambini 7 euro, poi ci sono dei prezzi sconto famiglia. Io non so se ho il coraggio di andare giù perché soffro un po' di claustrofobia, però veramente è spettacolare. Mamma mia, aiuto, mi vola il cappello. Buongiorno, buffetti. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guido si è bevuto 1 litro di caffè. Ecco giù. Io mezzo. Caffè e acqua Cioè, praticamente. questo è piccola. Tazza piccola, tazza grossa. Incredibile. E la cosa che ci piace di più è il nome del posto che si chiama Kühl. Va fan? No, Kühl si chiama. È molto cool. Ho mangiato una brioscina perché ho mal di denti, quindi sono dovuta andare a comprare il farmaco qui, il Buaristo, che spero guarisco. Acut tra l'altro. Acut perché mi fa male i denti, ma non perché abbia qualcosa di strano, ma tipo un'infiammazione gengivale così, che è andata peggiorando, per cui niente, ho sentito anche il dentista e l'assistente diciamo, perché oggi è sabato quindi non c'era, il mio dentista è a spasso. Fra un po' andiamo alla plage, vi faccio vedere il localino, eccolo qua,
Kühl. Con l'umlaut si dice Kühl comunque. E qui niente, Hai già preso? c'è ora un po' meno gente delle altre fornerie, che c'è la coda già dappertutto, anche se penso siano le 9 di mattina, circa 9:30 adesso. 9:30. La città si sveglia lentamente, ma inizia a esserci un po' di gente in bici che vanno a fare la spesa, ecco un signore che passa per esempio. Comunque sono contento delle mie lenti Sei a contatto. contento del tuo lente a contatto? Perché? Vedo bene sia da vicino che da lontano. Oh, Bene, vedi? bene. Ho trovato quelle Almeno giuste. una cosa buona succede oggi. Allora, progetti, oggi spiaggia, ci godiamo Oggi proprio spiaggia. il Baltico. Dopodiché... Però sai che io non sono tanto convinto di partire già domani. No, stiamo qui un altro giorno magari. Va bene, dai, ci vediamo più tardi. Spero che mi passi mal di denti. Poi mal di gengive più che mal di denti. Però mi fa male tutto qua. E vabbè, speravo andasse a diminuire, invece ieri mi ha fatto veramente tanto male. Quindi adesso mi sono calata un po' di droghe, nel senso legali. Ma speriamo che passi tutto prestissimo, si risolva l'infiammazione, così il viaggio prosegue più tranquillo. Bacione! Appena un po' di vento Non ti so porta se si riesce via. a sentire qualcosa. Ti porta via. Perché c'è una marea di vento, però il posto è bellino, ci sta. molto. È un porticciolo qua vicino a Zingst, Sì, ma è proprio sulla laguna, che è sulla laguna. Adesso all'interno, vi facciamo che è questa vedere. qui, tutta questa laguna qua. Noi siamo più o meno qui, e qui puoi prendere anche un battello che ti fa visitare le città della laguna, che affacciano sulla laguna volendo. E ci sono gli orari e niente, però guardate che meraviglia. Eccoci, siamo proprio in centro a Zingst. E stamattina eravamo qua perché siamo stati alla farmacia, che è qua, dov'è? Là in fondo, Là, ok. E poi, siccome dovevo prendere una pastiglia e avevo bisogno di mangiare qualcosa, abbiamo fatto questa stradina alla ricerca di una brioche. E qui era tutto pieno di fragole, questo è il Karls, e adesso abbiamo notato che ne è rimasta solo una. E niente, c'è molto vento, quindi non so se si sente. E questo Karls, tra l'altro, fa tantissimi prodotti a base di fragoli, è un'azienda grandissima che ha anche un parco giochi alla fine. E questo qui volevamo farvi vedere un po' il centro con l'area pedonale, con tutti i localini, ed è proprio carino, una bella atmosfera. Ristorantini, barettini, gelaterie, insomma c'è di tutto un po'. E adesso Questa mattina abbiamo fatto una colazione tristissima qua in zona, Sì, tristissima. no, Sì, forse avevamo già ripreso stamattina. sì, E c'era anche molta meno gente, adesso c'è tanta gente i in negozi giro. sono aperti, il sole splende e quindi direi che siamo proprio super fortunati. Questo locale si chiama Grissini. E abbiamo appena visto dei tipi lì alla laguna che mangiavano un tiramisù gigante, però non aveva una bella faccia, lo dico sinceramente. E qui niente, finisce un po' la zona pedonale, però tornando indietro c'è un sacco di localini. Adesso mi fermo a vedere questo negozio perché è un po' massificato questo prodotto, però mi piace un sacco. Fa molto marinaresca questa borsetta. Poi 12,99 €, ci potrebbe anche stare. Prendo già il mio berrettino di Boltenhagen, anche se fa freddo o c'è il vento, lo metto su, Ecco, poi qui volevamo farvi vedere anche questi qui, non sono ombrelloni. Qui non usano gli ombrelloni, usano questi picchetti con un telo, creano... Con i martelli. Col martello, esatto, creano, che devi picchettare giù sulla spiaggia, creando un'area diciamo protetta dal vento, perché arrivano delle folate di vento bestiali
che ti riempiono di sabbia, e quindi al posto di avere l'ombrellone classico loro mettono giù queste specie di aspetta che mi giro, che così ok, non riprendiamo la gente, mettono giù queste specie di rettangoli di tela con i picchetti. Beh, questo guarda, fa l'happy hour Veggie burger. dalle 19:30 alle 21, che qua è raro vedere i negozi locali aperti. Ma devo dire, rispetto a Boltenhagen sembra un po' più vivo qua, Boltenhagen però ci già siamo ieri stati sera erano un po' chiusi. 2 anni fa. Sì, il tempo siamo era brutto però anche, non lo so come funzioni. Comunque bisognerebbe vedere questa zona qua centrale. E noi siamo poi scappati, ti ricordi? Scappati via. Va bene, dai, questa è un po' l'atmosfera, ecco. Di nuovo passiamo alle fragole, davanti alle fragole. Ma tu vuoi le fragole? Vedi, marmellate, fragole. Oggi abbiamo comprato le fragole però al supermercato, all'Edeka, e erano buonissime, Sì, molto. Le fragole più buone che ho mai mangiato in tutta la mia vita, credo. Saluti, ciao ciao.